Allora io molto rapidamente ho voluto mettere insieme alcuni articoli di stampa per dimostrare quello che oggi vigili, ex vigili, oggi polizia locale, riescono a porre in essere, partendo dalle occupazioni di case disabitate, dove all'interno si trova un po' di tutto, da cittadini stranieri ma anche italiani, soggetti magari colpiti da misure cautelari, oppure quello che è stato il contrasto al commercio abusivo ambulante in questa città, che abbiamo contrastato con l'aiuto dell'autorità giudiziaria, facendo attività di indagini che hanno dimostrato, ad esempio, la collusione con organizzazioni criminali come la Camorra. Io non dimenticherò mai un camion di cinture fermato dalla polizia stradale di Arezzo, ma fermato perché avevamo le intercettazioni e sapevamo che in quel momento il camion stava arrivando su Verona, per cui tutta l'attività legata al commercio abusivo ambulante con legami strettissimi con famiglie camorristiche di Castellammare di Stabia piuttosto che di Napoli. E poi il tema degli esercizi pubblici, in particolare quelli etnici. Adesso, se andate a leggere l'ultima relazione, nella nostra città ci sarebbe un allarme legato alla mafia nigeriana. Dopodiché chi ha deciso di dare questo allarme dovrebbe spiegare perché c'è questo allarme, perché noi collaboriamo con altre forze dell'ordine. Dire che c'è una ramificazione di organizzazioni nigeriane è un po' diverso, nel senso che il controllo si specifica in attività anche dirette verso quell'etnia, però un allarme direi che è fuori luogo andarne a parlare in questa maniera. Abbiamo il problema dei nomadi, dei trasfertisti che arrivano in città magari legati a fatti criminosi avvenuti in altre province, per cui si allontanano dal territorio dove hanno la residenza, magari successivamente ad atti criminosi. Abbiamo tutto il fenomeno legato alla pirateria stradale, per cui con indagini di polizia giudiziaria che seguono l'input da parte delle autorità giudiziarie e del pubblico ministero. Abbiamo tutto il mondo legato ai falsi pass disabili, dove qui faccio un elogio ai miei collaboratori perché sono sempre molto attenti a individuare il furbetto di turno, il problema della tutela dei cittadini, il problema del degrado, il problema di quello che andiamo a fare nelle scuole, anche con attività antidroga. Vi ho detto prima che nel documento approvato dal Ministero dell'Interno, la Conferenza Stato-Regioni, si parla banche dati integrate, ma noi oggi l'abbiamo già fatto, noi abbiamo una banca dati comunale georeferenziata che permette già alle forze di polizia di accedere a questa banca dati, naturalmente con log, con accesso riservato, per cui loro possono accedere a centinaia e centinaia di informazioni addirittura senza più muoversi dall'ufficio. Prima dovevano uscire, andare all'anagrafe, ad esempio andare a verificare una carta d'identità e farsi una fotocopia. Oggi glielo permettiamo attraverso un sistema crittografato di verificare la foto del dottor Brenzoni. Sono stato autorizzato a mostrarla per la privacy, lo dico perché ogni volta c'è sempre il piedino che mi fa la domanda. Il dottor Brenzoni mi ha autorizzato a farla vedere, però senza la collaborazione del nostro CED noi oggi non avremmo ottenuto questi risultati, per cui il carabiniere che sta facendo l'indagine, il poliziotto che sta facendo l'indagine, i colleghi che sono alla sezione di PG in procura possono vedere in tempo reale questo dato e non è cosa da poco. Da noi no, a Milano no, a Milano devono chiedere a noi. Noi abbiamo voluto aprirlo questo canale. Dall'altra parte noi, ripeto, abbiamo addirittura suddiviso per etnia, per cui nel momento in cui vanno all'anagrafe, il personale dell'anagrafe, che sono bravissime colleghe, vanno a verificare il codice ICAO e ogni tanto chiamano perché c'è il soggetto, ultimamente meno perché hanno sgamato ormai il trucco, però anche la collaborazione con l'anagrafe è molto importante. Abbiamo il catasto, per cui addirittura con le mappe, pensate se c'è da fare un'esecuzione di perquisizione mattutina piuttosto che custodia cautelare da eseguire, uno sa già dove ci sono le porte, le finestre, c'è tutta questa base dati, questa è la base dati del commercio. Cliccando all'interno di un pallino si apre la scheda che è aggiornata dal settore commercio, per cui l'attualità dei dati posseduti. La pubblicità, altro tema molto delicato, l'edilizia privata, no? Il fascicolo edilizia privata, lo sa bene qui il mio responsabile della polizia amministrativa, cioè tutta una serie di informazioni in tempo reale, addirittura vabbè, la base dati degli alberi
del nostro parco, dei vari parchi che abbiamo, curata. Gli alberi sono veri, non sono messi lì dai gemellini Altamura la notte per fare i giochi, no, sono veri. Eccoli qua. Ma poi credo che questo sistema debba essere copiato a livello italiano. Io non appena mi sarà consentito, spero che qualche dirigente del Ministero dell'Interno lo venga a vedere, perché ritengo che sia, addirittura abbiamo fatto un accordo con Commercio, l'ABI, la FIT, abbiamo censito le telecamere private. Questa addirittura è vecchissima, è una slide del 2012. Oggi è tutto un pallino azzurro, cliccando sopra possiamo andare a vedere il tipo di esercizio commerciale, per quante ore detiene le immagini e addirittura latitudine e longitudine. Per cui la ricerca di criminali all'interno di un intero raggio di azione. Questo invece è il nostro gioiello, che mi reputo indegnamente di averlo pensato, e qui devo fare un elogio sempre al nostro CED e al nostro grandissimo ingegner Murari, che ci ha permesso con una semplice interrogazione di attivare tutta una serie di informazioni che stanno dando veramente quello che oggi è il controllo del territorio. Pensate se l'ultima parte ci fosse anche lo SDI, quello che potrebbe essere un'informazione in tempo reale. Cioè un'informazione in tempo reale da banche dati interne e esterne che permettono di andare a fare la radiografia sia ai conducenti sia a tutti i veicoli che vengono fermati sul territorio. Il sistema è loggato, per cui se ci sono delle anomalie o troppi accessi il collega viene richiamato per capire come mai ad esempio ha fatto 100 accessi nel giro di un'ora. Per cui anche il controllo della base dati. Credo che questo sia un sistema intelligente per mettere a sistema quello che noi oggi siamo, cioè la polizia dell'ultimo metro, perché noi oggi questo siamo, e lo siamo molto di più di altre forze dell'ordine.